In questi anni il sistema di protezione civile della Sardegna ha fatto enormi passi in avanti, mettendo insieme le diverse articolazioni della regione, protezione civile, corpo forestale, agenzia Forestas, degli enti locali, delle compagnie baracellari e del volontariato. Tuttavia uno degli elementi più importanti del sistema, l'agenzia Forestas, ha un'età media dei lavoratori elevatissima. I dati sulle cessazioni prefigurano un abbandono dei territori già in atto da diversi anni, in particolare nelle comunità più piccole e marginali che avrebbero la necessità vitale di un'agenzia nel pieno dell'operatività. E quanto sottolinea in una nota indirizzata al Consiglio regionale il presidente dell'ANCI Sardegna, Emiliano Deiana, che si dice fortemente preoccupato per i tragici fatti di questi giorni accaduti in Grecia, con decine di morti, e per l'alto rischio di incendi in Sardegna. Il presidente Deiana ricorda ai componenti dell'Assemblea sarda che nel 2017 hanno lasciato l'agenzia Forestas 634 dipendenti. In 7 anni, a partire dal 2011, sono cessati dal lavoro 648 dipendenti. Nel 2018, stando al trend, ci si aspetta un nuovo picco di pensionamenti, ha sottolineato il presidente Deiana. Si chiede pertanto di valutare, con positivo concorso del sistema delle autonomie locali, un piano di nuovo reclutamento del personale giovane, debitamente formato e qualificato, che vada a ringiovanire gli organici dell'agenzia Forestas in accompagnamento al necessario processo di stabilizzazione degli operai semestrali.